Eccoci pronti ad entrare in telecronaca diretta per la sfida tra Futsal Salinis e Lazio, inedita casacca dei colori cangianti, attenzione al palo colto da Rafa Pato, giocatrice brasiliana. Vediamo intanto Josita Azevedo, le sue finte, lo scarico verso Coppari che Futsal Salinis con Dalmaz che si accentra, evita un avversario, la sua conclusione, Bea Martin, la conclusione di Brandolini, palla ciccata, la sovrapposizione di Azevedo, il controllo verso Natalia Rozzo che parte il sinistro di Giaggio con la grande deviazione di Gabi Tardelli che vola e devia in calcio d'angolo. A partire dal portiere Naghi che va al rilancio lungo. Attenzione a questo colpo di testa che deve girarsi, la triangolazione compresso, la conclusione della Futsal Salinis che anche in questo caso ha recuperato il pallone, la conclusione di Maite che però non inquadra lo specchio della porta. Toccando corto verso Rozzo, palla messa in mezzo dove Josita Azevedo trova il gol del 2-0 per la Futsal Salinis. Naghi, Lazio che prova a ripartire con Tinigna, Grieco, lo scambio, attenzione alla conclusione della numero 17 Pinheiro che va a segnare il gol del 2-1. Difesa della Futsal Salinis sbilanciata. Suggerimento verso Maite di testa, la sponda verso Ludovica Coppari che segna il suo primo meritatissimo gol con la Futsal Salinis e porta il punteggio sul 3-1. D'attacco con Maite di testa verso Coppari, stesso pallone rimpallato da Presto, non difficile l'intervento di Gabi Tardelli, prova a ripartire Coppari che porta a spasso l'avversario, poi mette in mezzo questo pallone che se ne va via in campo aperto, a tu per tu con il portiere che con la mano di richiamo riesce a sventare in calcio d'angolo di Cocco. Ancora la pressione altissima delle giocatrici, attenzione a Siclari che sfrutta il rimpallo che rischia sempre tantissimo con queste discutibili rimesse laterali, attenzione poi al gol di Valentina Siclari che realizza il 4-1 con un tap-in sulla conclusione di Natalia Rozzo, respinta da Naghi. Attarda in questo avvicinamento del portiere, attenzione perché può arrivare Dalmaz. Grande giocata verso Brandolini che trova però l'opposizione tranquillamente queste battute finali con la conclusione di Pato che chiama Naghi il suono della sirena che sancisce l'affermazione della Futsal Salinis per 4-1. Ludovica Coppari, avevi già entusiasmato nelle tue prime apparizioni con la maglia della Futsal Salinis, oggi è arrivato anche il tuo primo gol con questa nuova società. Quanto è stato importante questo gol in quel momento della partita? Penso che oggi abbiamo fatto un'ottima partita e è stato importante come tutti gli altri gol perché comunque siamo riusciti sempre a tenere il vantaggio e comunque il mio è stato il gol del 3-1 e penso che ha un po' spezzato la partita perché loro stavano cercando comunque di recuperare. Questa squadra ha totalizzato 7 punti nelle prime 3 uscite giocando sempre con avversari di grande livello. Dove vuole arrivare questa squadra? Io penso che abbiamo i presupposti per fare bene, stiamo lavorando tanto e spero che questo lavoro poi possa ripagarci, quindi spero che faremo bene in questo campionato. Domenica prossima un altro impegno molto duro contro il kick-off. Sì, il kick-off è un'ottima squadra e non sarà facile. Però giochiamo in casa e cercheremo comunque di fare il nostro meglio per cercare di portare a casa 3 punti.